A livello nazionale il Veneto viene considerato circa l'11ª regione in Italia per presenza mafiosa, però a mio modo di vedere è un dato assolutamente sottostimato. Le inchieste che ci sono state negli ultimi tempi hanno fatto vedere come l'infiltrazione mafiosa, soprattutto nelle piccole e medie imprese che poi rappresentano il tessuto della nostra regione, è fortissima. Questo è dovuto soprattutto alla crisi degli ultimi anni che ha reso le nostre aziende prive di liquidità, le banche, lo sappiamo, hanno chiuso i rubinetti e molti dei nostri imprenditori hanno avuto la buona idea di rivolgersi ai capitali freschi che sono i capitali mafiosi. Però la mafia non impresta i soldi come lo fa la banca, poi viene a chiederli con un certo tipo di interessi e con un certo tipo di modo. Il caso Catapano è stato emblematico in questo senso. Catapano era un signore napoletano, si è saputo dopo che era affiliato al clan Gionta o che comunque era vicino al clan Gionta, si presentava come il rettore di una università, di una fantomatica università, girava con un'auto blu, con una paletta del Ministero dell'Interno falsa e si presentava alle aziende in crisi proponendo loro dei piani di salvataggio assolutamente illegali, piani di salvataggio che prevedevano appunto il trasferimento in Inghilterra, in Irlanda in particolare, dei capitali attivi, delle poste attive delle società, cioè le ville, la barca, tutte le cose che l'imprenditore aveva interesse a salvare, mentre diciamo così la perdita, il cestinamento dei lati negativi dell'azienda, i debiti, i rapporti con i creditori eccetera. Questo Catapano si prendeva il 15% dell'intera posta attiva e sono stati centinaia gli imprenditori veneti che hanno accettato questo piano illegale e hanno consentito che appunto questo personaggio si infiltrasse, lui e il suo clan, all'interno delle nostre imprese e questo insomma secondo me è uno degli elementi emblematici più significativi della presenza mafiosa in Veneto. Alla prima difficoltà, la difficoltà economica, abbiamo spalancato la porta, molti imprenditori hanno spalancato le porte delle proprie aziende a questo tipo di capitali criminali, ma l'abbiamo visto anche dall'atteggiamento, dal comportamento di alcuni politici, da alcuni fatti che sono preoccupanti. L'ho ricordato durante l'incontro, benché lui non c'entri nulla, benché non abbia alcun rapporto, non abbia alcuna inchiesta in questo senso, però il Presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato per 10 anni, dal 2000 al 2010, è stato in società con un signore che si chiama Franco Caccaro, che dagli inquirenti viene ritenuto un prestanome di un boss dei casalesi. Ruffato diceva di non conoscere, diciamo così, l'attitudine criminale di questo suo socio e c'è da credergli, però viene il dubbio e resta la perplessità sulla facilità con cui questi personaggi vengono in contatto anche con esponenti così importanti del mondo politico.